L'idea centrale del Festival della Letteratura L'Isola dei Giganti è ovviamente legato molto al tema del mare, il mare che viene spesso visto come un qualcosa che ci separa, come una frattura rispetto agli altri contesti e agli altri paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, sul Mare Mediterraneo. In realtà vorrei ragionare e riflettere con gli ospiti presenti al Festival sul concetto di mare come ponte, quindi come opportunità per allargare i confini e quindi non per innalzare dei muri. Un argomento che sarà sviscerato grazie ad alcune opere, ad alcuni autori scelti per questo festival. Beh, ci saranno tutta una serie di autori nazionali, locali, comunque di caratura ovviamente internazionale, cito ad esempio Federico Rampini, o ancora Cecilia Sala che è stata inviata di guerra per il Foglio Quotidiano, altri colleghi giornalisti, insomma sarà un parterre importante, Francesco Bonami che dialogherà e ci racconterà lo storytelling all'interno della storia dell'arte, quindi creando un link anche in questo caso con i giganti di Montiprama. Ecco, quindi ci sarà veramente un parterre molto importante per ragionare su questi temi e magari scoprire qualcosa di nuovo e di interessante. Lei è molto impegnato con altri festival letterari in Sardegna. Qual è la caratteristica che distingue questo festival dagli altri? Beh, intanto ha una sua peculiarità, appunto il tema centrale siamo a Cabras, il tema centrale sono i giganti di Montiprama, il concetto di mare, il concetto di archeologia, quindi ha una caratterizzazione molto forte e su questa ovviamente abbiamo ragionato e lavorato anche con il presidente della Fondazione Montiprama che ringrazio per la fiducia, Antonio Muroni.